Un commento del recente dato elettorale che ha visto, diciamo, la presenza vincente in Sicilia di numerose aggregazioni di centrodestra, tra cui la più eclatante Palermo. Ecco, lei ha fatto un comunicato stampa, il suo contributo. Sì, sì, io sono molto contenta, intanto era la prima volta che i nostri candidati nelle città più grandi erano nelle liste di Fratelli d'Italia, abbiamo fatto questo Certo. accordo politico, dovevamo capire se la gente, i nostri elettori l'avessero colta bene e il risultato è senz'altro positivo e quindi questo già è un primo dato, da Palermo a Sciacca. E poi noi avevamo sindaci uscenti che sono stati riconfermati anche con una gran messa di voti, penso a Milko Cinà a Bivona che è proprio del nostro mondo, e penso a Pendolino, penso a Stefano Castellino, insomma risultati importanti. A Campobello siamo stati la prima lista e ora, siccome nell'arco di 36 voti ci sono 3 candidati a sindaco, intanto noi abbiamo avuto assegnati i consiglieri comunali, ma vedremo se dal riconteggio ci possano essere sorprese. La coalizione è sempre dubbiosa sulla riconferma del presidente Musumeci, come mai? Ma sa, vedremo. Il punto è che quando una coalizione cresce, l'altra volta si aspettavano di perdere, tutti i sondaggi davano Certo. Cancelleri vincente e quindi è andato bene Musumeci che invece è riuscito a portare un risultato che è stato il primo risultato vincente di una serie del centrodestra in Italia. Oggi che la coalizione è più forte è legittimo che ci siano anche degli appetiti che sorgano anche ad altri, ma dare continuità a un'amministrazione che sta lavorando bene nonostante 2 anni di pandemia è assolutamente importante. Vedremo, noi siamo qua. Il centrodestra unito ha dimostrato ancora una volta in Sicilia, come nel resto d'Italia, che risponde all'umore della gente, alla volontà della gente e raccoglie consenso. Non possiamo disperdere questo patrimonio.